La nuova norma che disciplina gli appalti pubblici e che ha creato l'Autorità Nazionale Anticorruzione affida un ruolo specifico nell'attività di prevenzione alla Guardia di Finanza. Il tema è stato al centro di un incontro a Venezia in cui sono stati comunicati i risultati ottenuti dalle Fiamme Gialle del Veneto. L'eco della Tangentopoli legata al Mose non si è ancora spento. Sono state svolte attività interessanti, indagini anche numerose. Possiamo annoverare 197 attività di indagine fatte su delega della magistratura che hanno portato a denunciare 301 persone per reati contro la pubblica amministrazione. Ecco, tra questi i più significativi riguardano 20 denuncia di 20 persone per peculato, 30 per concussione, 26 per corruzione e 75 per abuso d'ufficio e altre 37 per turbativa d'asta degli incanti, 8 anche con riguardo a frodi in pubbliche forniture. Ecco, oggi la tematica che viene sviluppata nel convegno riguarda sì i reati contro la pubblica amministrazione, ma riguarda soprattutto il tema degli appalti. Il tema degli appalti ai quali nel caso in cui ci siano delle patologie, queste patologie possono riguardare proprio il coinvolgimento di pubblici ufficiali in condotte irregolari, illecite. Non è solo questo il sistema con cui si manifesta l'illecito in questo tipo di procedure. Ma è in aumento questo fenomeno oppure in qualche modo la trasparenza degli appalti mette in garanzia? Guardi, è difficile fare un'analisi, anche poco fa durante il seminario il collega comandante delle unità speciali diceva proprio questo. La percezione che si ha dei fatti corruttivi o comunque concussivi, dei reati contro la pubblica amministrazione è una percezione che forse alle volte risente del fatto che questi reati vengano perseguiti. Cioè non è detto che, siccome è una realtà quella dei reati corruttivi che difficilmente emerge perché le parti in causa, il corrotto e il corruttore, non hanno nessun interesse a disvelare queste trame illecite. Per cui il fatto che si scoprano più fatti di corruzione può dipendere dall'efficienza dell'apparato investigativo e delle forze di polizia.